Inaugurata stamani al porto di Porto Empedocle, nell'area adiacente all'attuale tensostruttura, l'area di transito allestita dalla prefettura di Agrigento in collaborazione con gli altri enti, la Questura, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Autorità Portuale, Comune di Porto Empedocle, Croce Rossa Italiana, Enel, per le procedure connesse alla temporanea accoglienza dei migranti. L'area è stata messa a disposizione dal sindaco del Comune di Porto Empedocle. Questa struttura nasce dalla volontà del prefetto e dalla collaborazione di tutti. Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Croce Rossa, ASP, organizzazioni non governative, perché abbiamo sentito l'esigenza di creare un presidio di transito dei migranti, in quanto la tendostruttura ormai è inagibile. Questo è un luogo in cui vengono approntati i servizi minimi per far sì che le persone che sbarcano nelle nostre coste o per qualche motivo scendendo dalle navi quarantena, che comunque ormai si avviano alla conclusione del loro mandato, o sbarcano da Lampedusa e hanno necessità di sostare per il tempo strettamente necessario prima di andare nelle strutture deputate ad accoglierli, quindi c'è bisogno di un momento di ospitalità. Ecco, questa tenda che si chiama tenda sociale è stata fornita dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ovviamente d'intesa con il Dipartimento Libertà Civili, è stata montata da personale appositamente venuto da Roma e abbiamo qui anche, abbiamo fatto un accordo con il sindaco perché questo è un terreno nella disponibilità del comune. L'UNHCR ci ha fornito queste casette, chiamiamole così, abbiamo anche la disponibilità di un container, ne arriverà un altro da utilizzare come deposito. Diciamo che ci sono tutti gli elementi essenziali, quindi area di sosta, presidio sanitario, presidio delle forze dell'ordine perché c'è l'ufficio immigrazione, la scientifica e anche, come dire, un momento tutte le procedure di individuazione e di identificazione saranno fatte e quindi questa è una struttura che funzionerà quando ci sarà bisogno, quindi non è un presidio permanente. Tra l'altro vi dico che ha anche una caratteristica di provvisorietà perché stiamo lavorando per una struttura dedicata che sorgerà nella zona del caos in un'area un po' più defilata messa a disposizione dall'autorità di sistema. Quella sarà, diciamo, poi quella effettiva? Quella sarà quella effettiva. Comunque qui abbiamo fatto un piccolo centro per tutte queste necessità e visto come va l'andamento dei flussi io credo che ce ne sarà bisogno. Già stamattina mi dicono che è già stata utilizzata, per dire. Che capienza ha? Allora, se voi vedete la tenda, in realtà noi abbiamo pensato ma massimo una cinquantina di persone, ma sono persone che non dormiranno qui, persone che stazioneranno ore, ecco, nella peggiore delle ipotesi, anche perché insomma adesso vediamo di climatizzarla e questo è quello che un po' manca, però non più di tanto, ecco. Però siccome c'è anche tutta quest'area esterna è chiaro che la struttura o le strutture si prestano proprio a un utilizzo che purtroppo è sempre modulare in relazione a quelle che sono le esigenze. Per l'aspetto sanitario, che è sicuramente quello più importante. Allora, qui l'ASP farà le sue visite e se necessario farà i tamponi, come si faceva alla tendostruttura. In questo momento a Lampedusa c'è la nave Diciotti che sta imbarcando tra oggi e domani, adesso vediamo i tempi, almeno 500 persone e ne abbiamo trasferiti altre 350 anche tra ieri e l'altro ieri. Diciamo che siamo abbastanza attrezzati, certo c'è una situazione complessa, stiamo vedendo quello che sta succedendo, Pozzallo, Augusta, c'è una nave ancora dell'ONG Medici Senza Frontiere in attesa di porto. Sicuramente è una situazione che dal punto di vista anche della tenuta politica di tante realtà e la grave crisi economica che ormai è anche legata purtroppo ai cambiamenti climatici, non possiamo escludere che avremo, se i 37.000 dell'anno scorso sono stati un numero importante,
Non è escluso che supereremo anche questo. Adesso c'è soltanto la questione di capire se devono continuare a fare quarantena o non quarantena questi migranti, e su questo il Ministero sta lavorando ovviamente d'intesa con la salute. Probabilmente resterà l'obbligo di tamponi, ecco perché è importante che l'ASP ci sia e che faccia il suo lavoro. Da parte dei flussi dell'Ucraina che novità abbiamo, Prefetto? L'Ucraina continuano ad arrivare un po' come ho detto in altre occasioni alla spicciolata, credo che siamo intorno a 300, ma tutti sistemati autonomamente, che in questo momento non stanno dando nessun problema. Noi avevamo ricevuto già nel mese di dicembre una richiesta da parte della Prefettura, dalla Sua Eccellenza il Prefetto, che metteva in evidenza come la tendostruttura, che per anni aveva assistito i migranti provenienti da Lampedusa, era in condizioni inagibili. Ci ha chiesto, insieme alle altre autorità e istituzioni presenti sul territorio, come l'autorità portuale di sistema, di mettere a disposizione un'area. Noi avevamo quest'area che era rimasta chiusa per diverso tempo e quindi l'abbiamo messa a disposizione con la consapevolezza e con le rassicurazioni da parte del prefetto che sarebbe servita temporaneamente e solo per prendere e ospitare i migranti provenienti da Lampedusa soltanto per qualche giorno e che poi sarebbero transitati via verso le loro destinazioni. Questo spazio, questo allestimento è propedeutico alla realizzazione di una struttura definitiva che sarà realizzata tra i vecchi mini dissalatori e la galleria del caos, spostata verso più Agrigento. Però oggi vi era la necessità di realizzare una nuova struttura accogliente, efficiente, in modo tale da poter dare ospitalità a tutta quella gente, come è stato detto poc'anzi, che attraversa il Mediterraneo per avere una speranza di vita migliore.